un mosaico che si completa, un tassello importante, il piano investimenti, tante iniziative già che il Veneto fa, dal basso nei comuni, nelle province, nei territori montani. È un pulsare di iniziative che sono già cominciate, che per 5 anni vedranno il Veneto protagonista, ma alle iniziative, a quello che è il territorio che si muove, quello che conta è dare una base solida di struttura che riceve. E allora 21 e più milioni di investimenti che la Regione Veneto mette sul pacchetto per opere che prendono tutte le province venete, tutto l'arco montano del Veneto, investimenti che vanno dalle grosse strutture, i grossi sacrari, e vedi Asiago, il Cimagrappa, Nervesa della Battaglia, il Tempio Osario di Bassano del Grappa, a interventi che prendono il territorio, ma allora abbiamo Montebelluna, abbiamo il Ponte di Bassano, Batteria Amalfi e Batteria Pisani, quelli di Cavallino e così via per tutto il Veneto, per fare circa una cinquantina di interventi veri che faranno un Veneto accessibile, un Veneto fruibile. Oltre a questo, alcuni pacchetti di iniziative di segnalazione sul territorio, cartellonistica, insegne, percorsi, per rendere facile al turista culturale, al turista emotivo, al turista di paesaggio, far sì che questa sia una nuova offerta che si aggiunge a quella che diamo. Regione Veneto, la prima regione d'Italia per offerta turistica, per numeri, 10 miliardi di fatturati attuali che il turismo consente al Veneto, quindi una crescita importante. Questo è un tassello che aggiunge, che vuole portare nuovi turisti, che vuole fare di questo episodio, che durerà 5 anni, l'inizio di un percorso e non una sola commemorazione.